È dal 1970 che per sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema della salvaguardia del pianeta, il 22 aprile si celebra per volontà delle Nazioni Unite la Giornata della Terra. Per conoscere le iniziative a Udine per questa ricorrenza e anche per quella del 25 aprile ci colleghiamo con il capoluogo friulano dove c'è Armando Mucchino. Appunto, in occasione della Giornata della Terra, l'evento mondiale istituito dalle Nazioni Unite per la salvaguardia del pianeta, che dal 1970, come detto, si festeggia ogni anno nella giornata di oggi, un gruppo di studenti del liceo Caterina Percotto di Udine ha deciso, in collaborazione con il WWF del Friuli Venezia Giulia e grazie alla disponibilità del Consorzio Ledra-Tagliamento, di organizzare una manifestazione simbolica di pulizia dei tratti di roggia scoperta di via Grazzano a Udine. Armati di retini, i ragazzi e i volontari del WWF hanno prelevato ogni sorta di rifiuti che i cittadini incivili si ostinano a gettare nelle rogge cittadine, quali fossero discariche a cielo aperto. Questa manifestazione, ha commentato il delegato regionale del WWF Roberto Pizzuti, un piccolo segnale che vogliamo dare alla cittadinanza affinché certi comportamenti indegni di un paese civile abbiano fine. L'abbandono di rifiuti in città e non solo nelle rogge, oltre ad essere un comportamento incivile, è anche un illecito soggetto a sanzione amministrativa che può andare dai 105 ai 620 euro.